Un paese più pulito e più bello. Questa manifestazione si chiama Puliamo il mondo e noi ci impegniamo a mantenere campi più puliti e più belli. Un albero verde che dentro un pugno di terra rinasce, nel cielo si perde. L'amore, il respiro del mondo più puro e profondo. E se tu come noi non ti arrenderai, ce la farai. Stiamo rischiando di toccare il fondo, con il progresso che ci sta schiacciando, stiamo rischiando. Con le foreste troppo massacrate e con la giungla di cemento delle città. Ma dove andranno tutti quei bambini, senza più mari, senza più giardini? Come vivranno in questo mondo che ci crolla addosso? Basterebbe solamente amarsi di più, molto di più. Tutti! Amore, un albero verde che dentro un pugno di terra rinasce, nel cielo si perde. L'amore, il respiro del mondo più puro e profondo. E se tu come noi non ti arrenderai, ce la farai. Applauso. Adesso per gruppi cominciamo a dare una pulitina in questa piazza e se volete, se avete notato anche sotto i portici ieri notte qualche vandalo probabilmente si è dato da fare, quindi chi ha i guanti si munisca di guanti. E poi ci sono i sacchi della spazzatura lì. D'accordo, c'è anche qualche paio di guanti sul tavolino.
guardi i bambini, Aiuto! Fate attenzione. vai. Finalmente qualcuno ha pensato a me. Ehi, oi, mi andiamo a tornare a me. Ne dai? Stavamo raccogliendo un sacco di cose. Beh, adesso ci va. Ma c'è bisogno anche di
Ciao Giovanni! Oh, ragazzi, adesso passiamo la parola al signor. Cantiamo vicini e cantiamo. Non giocate sul gol, come lo volete capire? Mi scusi.
Mangia che va allo stomaco. Ciao. Mi la faccio mangiare. Dove è il posto dell'acqua? Dovrebbe essere una riserva d'acqua per la scuola. Magari ci buttano di sinistra. Le buche. Se ci buttano di sinistra. questa, che cosa vorreste, e che cosa vorreste avere per un paese più bello e più pulito? Vediamo un pochino. La prima intervista dice: insegnare ai bambini a non sporcare, al che io che ero lì vicino ho detto a loro: difendetevi, perché questa è un'accusa solo a voi, come se l'ambiente fosse deturpato solo dai bambini. E invece loro hanno replicato, no, anche gli adulti, perché le bottiglie di birra mica le lasciamo noi per terra, le cicche meno male. Invece un altro dice: la pulizia è servita a tutti, per vedere un sacchetto
E questa cos'è? No, è diversa, la pulizia e salute. Ah, la polizia. Ah, ecco, la polizia e Abbiamo chiesto ai salute. vecchietti, hanno detto che quando erano come noi l'hanno imparato. L'hanno imparato loro, vero? E questo cosa dice? Tutti? No, quello Per vedere un sacchetto e una. Qui questo non lo capisco, Poi così. Leggili tu, Giorgia, dai. tutti prendere. E tutti dovrebbero prendere un sacchetto probabilmente un sacchetto. e raccogliere, ecco, e raccogliere le cose. Ecco, poi cosa c'è scritto ancora? Non sporcare l'ambiente. Quindi questo signore vorrebbe che l'ambiente non fosse sporco. Avere il mondo tutto pulito. E un altro, avere il mondo tutto piazze. pulito, sì. E vogliamo il paese più pulito di Roma. Certo, noi oggi abbiamo fatto un tentativo di pulirlo e poi. Vabbè, qualche intervista, ma. È una Non sto necessità per- che comunque hanno sentito tutti. Speriamo che l'esempio oggi sia serva servito. sia ai bambini che agli adulti, certo. perché effettivamente sono gli adulti. Prima di che tutto ai portano bambini, a noi interessa ai bambini. Ai ma bambini, certo, certo. se riusciamo a avere. Ciao Claudietta, stai andando via? Ciao, grazie. Allora la rifacciamo anche l'anno 21 questa manifestazione, bambini? Sì! Ah, vi è piaciuta? Va bene.